Possiamo aspettarci un cartellone ricco di tanta passione. Ci piace un po' immaginarci come degli chef che durante tutto l'anno raccolgono e selezionano le materie prime nel territorio, a livello nazionale, a livello internazionale e chiaramente a livello sardo, per poi proporle al loro pubblico. E questo per noi a Babula, una ricerca continua della musica più bella, della musica più di qualità da proporre al nostro pubblico. Abbiamo delle vere chicche quest'anno, abbiamo in cartellone Tony Pitoni, l'artista del momento dopo l'Esploit di Sanremo, ma abbiamo i New Genea, band di caratura internazionale che all'interno del suo tour europeo ha inserito la Sardegna, per noi motivo di grande orgoglio. E poi abbiamo tantissimi bei nomi della musica d'autore, come nella cifra stilistica di Babula. Parlo di Alberto Fortis, una prima volta qui da noi, e poi di Daniele Silvestri e Sergio Cammariere, un gradito ritorno per entrambi. Poi spaziamo nel blues con Eric Johnson, che dire, uno dei più grandi artisti di blues internazionali, e tantissimo altro. Abbiamo 3 location davvero suggestive, sto parlando dell'area archeologica Torres Libisonis a Porto Torres, ma della cava di tufo, ex cava di tufo di Sennori, e poi della spiaggia di Portoferro. Possiamo definirla una delle più amate dai sassaresi, ma da tutto il territorio.